Per noi è un grande dolore, sì, perché l'ordine col quale noi sfiliamo potrebbe aver dato origine appunto alla sfilata nel rispetto, nonostante tutto, delle normative. Erano pronti e come sempre rispettosi, prima ancora che delle norme anti-Covid, dello spirito che anima le sfilate, cioè di chi è andato avanti, dei valori che ha lasciato. Alla sezione Ana di Belluno, che sabato e domenica celebrerà il centenario della fondazione, è stato invece vietato lo sfilamento che certamente avrebbe richiamato gente, esattamente come è stato per il Giro d'Italia o per i recenti No Paura Day che hanno portato in piazza centinaia di persone. Ce ne dispiace di questo, però non sarà comunque questo a togliersi la gioia di poter festeggiare il nostro centenario. C'è amarezza nelle parole di Lino De Pra, che assieme alle sue penne nere ha dovuto superare una miriade di ostacoli per poter organizzare i festeggiamenti del centenario. Si è corso pure il rischio di non poter fare esibire il coro. Per fortuna i cantori sono tutti anziani e vaccinati, spiega De Pra, e così il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulse Dolomiti ha autorizzato il coro sezionale Ana Adunata, che canterà al Cinema Teatro Italia, dove sabato dalle 17:30 avrà luogo la cerimonia di presentazione del volume che racconta la storia della sezione, scritto a due mani da Mario Dell'Eva e Dino Bridda, e che è una sintesi dei valori espressi dalla cultura alpina. Solidarietà, solidarietà, solidarietà. Solidarietà verso, e spirito di servizio verso la comunità, verso le comunità dalle quali provengono gli alpini, dalle quali sono generati gli alpini, e vedo che questa solidarietà, che si esplica in vari modi, anche ultimamente nel caso della pandemia abbiamo messo in campo decine e decine di nostri volontari. Prologo delle celebrazioni sabato mattina con la festa sezionale al Col Visentin, dove arriveranno gli atleti di mountain bike dell'ANA da Belluno e Vittorio Veneto lungo 4 itinerari che li condurranno al Sacrario, dove riposano i resti dei caduti del 5° e 3° Artiglieria Alpina. In mattinata la strada sterrata che dal Visentin porta alla Casera ci sarà l'intitolazione del sentiero del centenario. Domenica a Belluno sarà scoperta una targa ricordo nel luogo che ospitò la prima sede della sezione in via Carrera davanti all'ex albergo Leondoro.